Buonasera dal Pala Tedeschi, 12ª giornata nel campionato di Serie A2 Elite. È tempo di big match, nel girone B si affrontano la prima contro la seconda, Gigi Teamwear Benevento 5 e Lazio Calcio a 5. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo e noi andiamo alla lettura delle formazioni con il Benevento senza Volognino, col numero 6 De Crescenzo che è il capitano, numero 9 Salas, la grande novità in casa giallorossa, il numero 10 Abdala, 11 Renoldi, 12 Rosato, 18 Caruso, 20 Montefalcone, 22 Di Figlio, 24 Zonta, 27 Rafinha, 92 Pozzo, 99 Luchignas, allenatore Fausto Scarpitti. Risponde la Lazio guidata da Maurizio Grassi col numero 1 Fionchetti, col numero 4 Pizzi, numero 7 Dominguez, numero 8 Dallago, 9 Chilelli, 10 Nardacchione, 12 Gilbert, 13 Pilloni, 20 Caiche da Silva, 21 Gatto, 23 Lupi, 77 Paolini. Primo arbitro Giacomo Voltarella della sezione di Treviso, il secondo Daniel Fior della sezione di Castelfranco Veneto, crono diretto da Gabriele Bruno Barbato della sezione di Castellammare di Stabia. E quindi prima contro seconda, la battuta d'arresto, la prima interna del Benevento di venerdì scorso contro l'Academy Pescara ha fatto accorciare la Lazio, che ha vinto e si è messa a -2 a praticamente 80 minuti dal termine della regular season, quindi possibilità per il Benevento di respingere l'assalto biancoceleste, possibilità invece per la squadra di Grassi di effettuare il sorpasso. Squadra laziale di fatto arriva da 9 risultati utili consecutivi dopo le prime due partite perse, non giocate subito per gli impegni della nazionale under 19. La squadra di Grassi ha inanellato 9 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e un pareggio, quello sul campo del New Taranto. Benevento senza Volognino, che si è infortunato contro l'Academy Pescara, invece con la grande novità di giornata, quella di Ciolo Salas, annunciato l'altro giorno dal Benevento, formato in Italia, quindi grande colpo. Aveva iniziato la sua stagione con la Sandro Abate in Serie A, poi ha rescisso il contratto e quindi è un nuovo giocatore del Benevento. Secondo colpo in entrata per il club di Pellegrino Di Fede e Antonio Collaria dopo quello di Rosato. Tutto pronto per l'inizio del match, con la Lazio che attaccherà da destra verso sinistra e il Benevento da sinistra verso destra. Siamo anche un po' a scandire i quintetti: Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Abdala e Caruso per Scarpitti, Fionchetti, Chilelli, Pilloni, Dominguez e Lupi a completare il quintetto di Grassi. Parte il match con il primo possesso della Benevento, con Gonzalo Abdala che va a duellare proprio con Pilloni, che lo ferma. Rischia un po' il numero 13, alla fine l'arbitro lascia giocare, quindi Montefalcone, lancio in avanti per Caruso, intervento di Lupi che spazza via palla nuovamente dalle parti di Gonzalo Abdala. Ancora Abdala, intercetta Dominguez. Va via il paraguaiano, classe 2002, ha iniziato la sua carriera qui in Italia, proprio in Campania, con la maglia del Terzigno, in forza da alcuni anni alla Lazio. Abdala. Rafinha, autore di un gran gol contro il Pescara. Seconda partita, porte aperte della Pala Tedeschi dopo la squalifica. Renoldi, Caruso lotta con Lupi, alla meglio il 23, poi rinviene il 18, non riesce a servire nessun compagno. Riparte la Lazio con il lancio in avanti di Chilelli, palla direttamente per Montefalcone che si autolancia
Serve Abdala, cerca e trova Renoldi che la mette giù, palla per Caruso, intervento fondamentale di Pilloni, poi la palla resta lì, la fa sua Fionchetti che lancia subito Dominguez che va a duellare con Abdala. Sfida tra sudamericani e quindi Lupi. Chilelli, spalle alla porta, lotta con Rafinha. Sarà un gran duello, argomento di serata. Dominguez ancora a duellare, sempre con Abdala, ancora il 7 in possesso, la palla non esce, la tira in campo Dominguez che alla fine elude l'intervento di Abdala, salta anche Renoldi, viene atterrato tutto regolare e poi Renoldi va via a Pilloni dopo il rimpallo, ma la sfera si allunga e quindi sarà rimessa dal fondo. Lupi, Pilloni, ancora Lupi, palla in avanti per Chilelli, troppo lunga, palla che torna dalle parti di Montefalcone, quindi Renoldi non riesce a servire Caruso. Dominguez cerca e trova Chilelli, ancora il numero 7. Chilelli all'indietro da Lupi. Passaggio intercettato da Caruso, un po' di spazio Renoldi che serve Rafinha che carica il destro! Che gol ancora di Rafinha Rizzi che sblocca il punteggio dopo 2 minuti e 24 secondi e in vantaggio il Benevento con la quinta rete in campionato per Rafinha Rizzi. E quindi arriva il quinto gol per Rafinha, tanto cartellino giallo per un componente della panchina della Lazio. Palla in avanti, colpo di testa di Chilelli per il movimento di Dominguez, Montefalcone colpisce Abdala, 1-2 con Caruso, ancora Abdala, murato da Lupi, voleva il fallo di mano di Caruso, secondo l'arbitro non c'è stato. Renoldi, Abdala, Rafinha, palla in avanti per il numero 10, lunga. Lotta Chilelli, palla in avanti per il movimento di Dominguez che sfugge via. Montefalcone è chiamato all'uscita tempestiva. Chilelli, intanto Kaique da Silva, il numero 20, Abdala, Rafinha, chiude il triangolo, ancora Abdala, cerca e trova Caruso, ancora a duellare con Lupi, si gira Caruso, non c'è fallo di Lupi, riparte la Lazio con Kaique.
Palla in avanti, Renoldi fa buona guardia, poi Dominguez lo recupera, ma la palla esce. È entrato anche Dario Nardacchione, classe 90, grande protagonista la scorsa stagione con la maglia del Capurso. Intanto Lupi anticipa Caruso, palla fuori, Abdala solo e calcia alto. Gran giocata di Abdala. 3 minuti 38 secondi sul cronometro. Un minuto fa si è rotto il ghiaccio con il gol di Rafinha Rizzi. Primi cambi per Grassi. Sta per entrare invece De Crescenzo per Scarpitti, uno dei 3 diffidati del match. 2 Sponda Benevento, De Crescenzo appunto e Caruso. Solo Pizzi invece nelle fila biancoceleste. Intanto Rafinha legge la giocata e riparte. Ancora Rafinha. Occhio al numero 27 che si mette in proprio. La tira ancora in campo, viene rimontato da Kaique da Silva. Quindi sarà rimessa giallorossa in zona d'attacco. Palla fuori, ci prova Renoldi. Sfera alta. Recupera palla Abdala che entra in aria. L'assist per Caruso che non sbaglia e fa 2-0. Partenza sprint per il Benevento con la rete numero 11 di Umberto Caruso. Implacabile sotto porta sulla grande giocata di Abdala. E quindi al tramonto del quinto minuto arriva il raddoppio del Benevento. Con Umberto Caruso. Gran giocata di Abdala. De Crescenzo serve Abdala ancora con Caruso. I due scambiano, sempre Abdala. Palla fuori per De Crescenzo. Sinistro murato. Uno, due, ancora Abdala sul fondo. Che occasione per il Benevento che è partito benissimo in questi primi 4 minuti e mezzo. Occhio a questa palla per Nardacchione, Montefalcone in vantaggio. Non riesce però a servire Caruso. Intercetta Abdala, ma la palla comunque arriva a Gilbert, che poi ha trovato un'altra deviazione di Abdala. Sarà rimessa in zona d'attacco per la Lazio. Gilbert però colpisce Abdala, guadagna un'altra rimessa qualche metro più dietro. 15 e 14 da giocare. Da Silva duella con Zonta. Va via Da Silva, Zonta lo rimonta, palla fuori per Nardacchione. Occhio all'argentino, lunga per Gilbert, la tira in campo il numero 12, duella sempre con Abdala, sempre Gilbert, quindi Kaique in buca. Si scontrano Dallago e Caruso, richiamo di Voltarel per Dallago, dell'autore del 2-0, che nel frattempo però ha lasciato il campo. È entrato in campo anche Rosato e anche Salas, quindi debutto per il Ciolo con la maglia del Benevento. Lancio di Montefalcone, Dallago la sporca. La sfera arriva a Fionchetti. Gilbert.
Occhio, si complica un po' la vita qui la Lazio, esce bene però la squadra di Grassi. Nardacchione, raddoppiato a vista da Zonta, cerca e trova Gilbert, cerchio di centrocampo, Rosato ruba palla. Serve De Crescenzo, in orizzontale da Salas. Passaggio lungo per Rosato, arriva un altro cambio per Grassi, entra col numero 4 Pizzi, classe 2007. 18 anni ad aprile compiuto Tiziano Pizzi. Nardacchione, Zonta anticipa il numero 4. Rosato subisce fallo di Pizzi, arriva il primo fallo di questa partita al minuto 7. Già battuta Salas, non riesce a trovare De Crescenzo. Nardacchione avanza, duella con Rosato. Rosato capisce le intenzioni dell'argentino, lo ferma, spazza via, dovrebbe essere rimessa per la Lazio. Intanto altro richiamo, stavolta è Fior a parlare con Nardacchione e Rosato. Pallina avanti per Pizzi, troppo lunga. Lancio di Montefalcone, Pizzi intercetta, palla che torna dalle parti dell'estremo difensore che però lascia scorrere, rimessa ancora dal fondo. 13-23, sempre Montefalcone alla battuta, palla per De Crescenzo, lunga, rimessa Lazio. Salas in anticipo, rimessa per Nardacchione. Caiche in buca per Pizzi, si gira su Salas, non c'è fallo del Ciolo e quindi Zonta. Ciolo che ha giocato con la Lazio dal 2011 al 2013. Splendida palla di Salas per Rosato che sterza, bravo Pizzi che legge le intenzioni dell'ex giocatore di Itria e Cosenza, poi guadagna anche una rimessa sulla gran palla di Salas, bravo il numero 4, non farsi sorprendere. Occhio a Nardacchione, salta Salas, Zonta in vantaggio, ancora Nardacchione. Duella con De Crescenzo, sempre il numero 10 che però non riesce a servire Pizzi. Rimessa a Benevento, 12-28. Salas, Zonta, Rosato non riesce ad imbucare per De Crescenzo. Ritmi un po' spezzettati dopo il 2-0 di Caruso. Rosato in anticipo, spazza via. Rosato, Salas tenta la giocata, rischia un po', quindi Caiche perde la sfera, intercetta ancora Caiche, De Crescenzo senza badare allo spettacolo. Spazza dalle parti di Fionchetti e quindi Lupi, Caiche, Pizzi, Dominguez, duella con Rosato, ancora Dominguez,
alla incollata ai piedi del numero 7. Torna da Lupi. E poi l'imbucata, arriva il fallo su Salas da parte di Pizzi. Fallo numero 2 per la squadra di Grassi. Rientrano Renoldi e Rafinha per Scarpitti. Si rialza anche Caruso. Renoldi serve Salas. Rafinha. Lupi. Non riesce Ike a far correre Pizzi, che poi lascia il posto a Chilelli. Intanto esce Salas, rientra Abdala. Abdala. Renoldi. Intercetta Ike, ha un po' di spazio Chilelli. Il destro di Dominguez. Palla fuori. Chance per la Lazio con il destro di Diego Dominguez, non preciso. Montefalcone, Caruso la tira in campo, duella sempre con Dallago, si gira bene Caruso, passaggio rischioso ma efficiente per Abdala. Ancora Abdala che serve Renoldi, che ha un po' di spazio, imbucata per Caruso, l'ultimo tocco pare sia di Caruso. Intanto richiamo di Voltarella, la panchina giallorossa dovrebbe essere rimessa dal fondo per Fionchetti. Sì, è così, si allontanano tutti i giocatori. Lancio in avanti del numero 1 che va da Chilelli, un po' complicato, non la tira in campo il numero 9. In avanti Montefalcone per Caruso, la mette giù il 18, duella con Dallago, lo ferma il classe 95 della Lazio. Rafinha, destro al volo, forte, non preciso, verso la porta di Fionchetti, che ora batte la rimessa dal fondo, lunga, troppo lunga per Dallago. 10:27 al termine del primo tempo. Renoldi, Abdala, Rafinha, un po' di spazio, palla sul secondo palo per Caruso che non sbaglia e fa 3-0. Gran palla di Rafinha. Ancora Caruso che fa 12 in campionato. 3-0 Benevento a 10:20 dal termine del primo tempo. Time out per Grassi. Termina il time out per entrambi gli allenatori, chiamato da Grassi, che voleva sicuramente modificare qualcosa. Partenza sprint del Benevento che in 10 minuti quasi è già sul 3-0
per effetto delle reti messe a segno da Rafinha e Caruso. Doppietta per il numero 18 che quindi sale a 11 in campionato. Fallo su Dominguez, intanto arriva il primo fallo del Benevento questa partita. Palla che passa, non ci arriva Chilelli e quindi Renoldi in avanti, dal lago in anticipo, riparte il numero 11. Poi si ferma e serve Rafinha all'indietro. Abdallah. Si complica un po' la vita qui l'argentino, poi grande intervento di Renoldi su Dominguez. Chilelli si gira, giocata qui di Dominguez che va via, poi sbaglia l'ultima giocata. Si era mosso benissimo il paraguaiano, con nazionale di Salas. Tanto Abdallah. Renoldi. Caruso lotta con Lupi, in anticipo il 23 biancoceleste. Rientra in campo Gilbert al posto di Dominguez. 9:21 al termine del primo tempo. Rafinha. Abdallah. Caruso. Renoldi. Ancora il numero 11. Intanto resta a terra Lupi dopo un contatto con presunto contatto con Caruso. Non abbiamo l'ausilio del replay. Contatto a palla lontana. Saggiamente i due allenatori fanno uscire sia Caruso che Lupi, rimasto a terra il numero 23. L'arbitro ha fermato il gioco perché non è stato assegnato il fallo al Benevento. Intanto cartellino rosso per un componente della panchina della Lazio. Dovrebbe essere il preparatore dei portieri per proteste. No, è stato fischiato il fallo a Caruso su Lupi, quindi fallo numero 2 per la squadra di Scarpitti. Le proteste della panchina biancoceleste era per una sanzione che non è arrivata. A Caruso. Intanto riparte Abdallah, occhio con 2 contro 1. Va via Abdallah, l'assist per De Crescenzo. Bravo Nardacchione. Poi intanto Nardacchione prova il gran gol, aveva visto Montefalcone fuori dai pali. Che occasione per la Lazio con la giocata di Dario Sebastian Nardacchione. Tentato il lob dopo il 2 contro 1 sprecato da Abdallah. Renoldi. Rafinha. Renoldi. Rafinha. Colpito Renoldi in contatto con Nardacchione. Infatti viene ammonito il numero 10. Cartellino giallo per Nardacchione. Primo giallo del match. 3 giocatori in campo. Punizione per il Benevento, fallo numero 3 per la squadra ospite. De Crescenzo. Abdallah. Ruleta di Abdallah, palla resta lì.
doppia parata, ancora Fionchetti, poi che occasione per Abdallah sul destro di Rafinha. Cosa abbiamo visto? Strepitoso Emanuele Fionchetti, strepitoso. Ha fatto 2 parate clamorose, classe 2006, ha evitato il 4-0. Il Tinagalla la Lazio. 7:56 al termine del primo tempo. Poi Abdallah non è riuscito a ribattere in rete il destro schiacciato di Rafinha sulla terza ribattuta. E quindi Montefalcone sull'attacco di Chilelli, lancio troppo lungo per Renoldi, rimessa dal fondo per la Lazio. Palla che passa, Caiche, Montefalcone dice di no. Prima grande occasione anche per la Lazio davanti a Montefalcone dopo il destro di Nardacchione dalla distanza. Se n'è inserito con i tempi giusti, classe 98. Eccolo qui, Caiche, Chilelli, Nardacchione, Chilelli, Caiche, Gilbert, Nardacchione, scucchiaia per Gilbert, intercetta Rafinha, l'ultimo tocco è stato di Rafinha, quindi rimessa Lazio. 7:15. Power play per Grassi, c'è Dominguez con la maglia del portiere di movimento, subito 5 contro 4 a 7 minuti dal termine del primo tempo. Chilelli, Nardacchione, eccolo qui Dominguez che gioca il suo primo pallone da portiere di movimento. Nardacchione, Caiche, anzi Gilbert, no è Caiche, Dominguez, Caiche, attende i movimenti dei compagni. Chilelli, Caiche, in buca per il gol di Dominguez. Che palla di Caiche, Dominguez fa 3-1 di testa davanti a Montefalcone, non ha sbagliato e accorcia le distanze. -2 Lazio a 6:31 dal termine del primo tempo. Time out ora per Scarpitti. Ha funzionato quindi la mossa di Grassi con la Lazio che accorcia sul -2 con il gol numero 11 anche per Dominguez in campionato. E Rafinha, senza badare allo spettacolo, la rimette fuori, rientra Dominguez insieme a Gilbert e Chilelli per il 5 contro 4 biancoceleste. Benevento invece con una variante, c'è Rosato insieme ad Abdallah, Caruso e Rafinha a difendere, anzi no, Rosato esce per far posto a Zonta per difendere il 5 contro 4. Ospite 6:19, riparte la Lazio, ma che palla di Caiche per il gol di Dominguez, freddissimo di testa. Eccolo qui Caiche, pressione momentanea di Renoldi che poi arretra. Nardacchione, Dominguez, Nardacchione, Chilelli sbaglia il controllo ma riesce a servire Nardacchione che imbuca
Gilbert, Chilelli, ancora Caiche, Chilelli, Caiche, scambiano i due che hanno confezionato il 3-1. Gilbert, Dominguez, 5:30 a termine del primo tempo. Caiche, Chilelli, Nardacchione, carica il destro ma serve Dominguez, palla che passa, non ci arriva Chilelli. Era buona questa trama della Lazio che si sta muovendo benissimo col 5 contro 4, non ci è arrivato Chilelli. Intanto Salas la mette fuori. Pallone era sgonfio, bisogna cambiarlo. Rientra anche Dal Lago. Intanto Nardacchione restituisce palla al Benevento, si ripartirà con una rimessa dal fondo per Montefalcone. Lancio del 20 per Caruso che non riesce a tenerla. Subito cambio. Pressione del Benevento, entra Dominguez. Nardacchione, Caiche in avanti, Rafinha in anticipo, la mette giù e serve Salas, occhio che la porta è vuota. Poi Salas va da Rosato, Dominguez è tra i pali. Rosato, Salas, Rosato, Salas, giocata, Caruso. Dominguez è rimasto tra i pali per la Lazio, non è riuscita la squadra biancoceleste a rimettere Fianchetti. Poi qui Montefalcone la mette fuori e quindi rientra il 5 contro 4, avanza Dominguez. 4:35 al termine del primo tempo, 3-1 Benevento. Nardacchione, Caiche, un po' di spazio, serve Gilbert, Montefalcone lo mura, ancora Caiche, Nardacchione, sbaglia qui il controllo, Zonta ricomincia da Rafinha, Dominguez resta tra i pali, Salas, Renoldi elude l'intervento di Nardacchione, serve Zonta, passaggio lungo, rimessa Lazio con Dominguez che riavanza, era rimasto comunque in porta, non è mai più uscito negli ultimi 3 minuti l'autore del 3-1. Power play per Grassi, Nardacchione, Chilelli, un po' di spazio, lascia Nardacchione, fermato da Salas in qualche modo, l'ultimo tocco è del Ciolo, rimessa Lazio, Nardacchione, palla fuori per Chilelli, Caiche, Chilelli, Dominguez, 3:33, Nardacchione, palla che passa ma torna a Caiche che carica il destro, scucchiaia, colpo di testa di Zonta che torna involontariamente da Caiche e quindi risistema la sua squadra. Nardacchione, Dominguez, Nardacchione, Caiche, Chilelli, Caiche, ancora Chilelli, Nardacchione, Murato, palla che torna a Chilelli, Chilelli, Caiche, a spazio Dominguez, Rafinha lo ferma, rimessa, anzi no, calcio d'angolo per la Lazio, 2:50.
al termine del primo tempo. Nardacchione, Chilelli, Caiche, Chilelli, ancora Caiche, Chilelli, Caiche, Dominguez, Caiche, Nardacchione, sempre il 20, biancoceleste in possesso, Dominguez sterza, calcia murato da Zonta, poi l'ultimo tocco è il suo, rimessa a Benevento. Renoldi in orizzontale da Salas, salta Chilelli, va via il numero 9, poi torna da Renoldi, intercetta Nardacchione che riparte, rimontato da Salas, ancora Nardacchione, Chilelli fermato da Salas, non c'è fallo, riparte il Benevento, 2 contro 1, Renoldi, la palla è per Salas, rinviene Gilbert, rimasto a terra Tiziano Chilelli sull'intervento di Salas. Problema al piede sinistro per Tiziano Chilelli. Dovrebbe essere calcio d'angolo per il Benevento, 1,56. Salas alla battuta del calcio d'angolo, palla fuori per Rafinha, si affida a Montefalcone, pressato da Lupi, Montefalcone spazza via. Tanto rientra Abdala al posto di Salas, per il momento resta Fionchetti tra le pale, anche se Dominguez è lì pronto a rientrare con la maglia del portiere. Movimento intanto, lancio lungo per Dallago che si era inserito con i tempi giusti, non è riuscito però a colpire di testa, quindi Abdala, Zonta, Rosato, Rafinha, Abdala fa uscire bene il pallone, Rafinha, Zonta, Abdala, sfida tra 10 con Nardacchione e con Nazionali, Rosato, Zonta, Rosato, fermato da Nardacchione che ruba palla, occhio al numero 10, si accentra, ancora Nardacchione che imbuca palla in area di rigore con Dallaco che cerca l'imbucata, poi l'ultimo tocco è il suo sull'intercetto di Zonta. Ultimo giro di lancette di questo primo tempo, rientra Caruso, Montefalcone, Rosato di testa, allunga per Caruso che la tiene in campo, evita la rimessa dal fondo, rimessa laterale, rientra Dominguez, power play ancora per Grassi che vuole andare a riposo con un gap minore. Attenzione qui, rischia Nardacchione sulla pressione di Rosato, rimessa Lazio, 46 secondi. Termine del primo tempo. Nardacchione duella con Caruso, Gilbert, Caiche, esce bene la Lazio, riparte Nardacchione, ancora Caiche, pressione di Caruso, poi arretra. 26 secondi, Chilelli si è ristabilito dove il problema è la caviglia, Caiche sempre da play, Nardacchione sbaglia, occhio che la porta è vuota, ci prova Rosato sul fondo, che occasione per Rosato a 14 secondi dal termine del primo tempo sull'errore di Nardacchione. Palla del 4-1 per l'ex giocatore del Cosenza. Abdala, serve Montefalcone, mancano 8 secondi, sbaglia Montefalcone il lancio, altri 6 secondi,
per un'ultima sortita offensiva della Lazio. Va a lungo Nardacchione, Montefalcone esce ma la palla resta lì, ci prova Chilelli. La parata di Montefalcone manca un secondo, il sinistro, palla fuori ma il gong è arrivato prima. Si va al riposo con il Benevento avanti 3-1 sulla Lazio dopo il gol iniziale di Rafinha, la doppietta di Caruso, poi la rete di Dominguez schierato come portiere di movimento. Noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco per il secondo tempo, sempre in diretta qui dal Palatedeschi sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, le squadre sono rientrate in campo, si ripartirà dal 3-1 in favore del Benevento. Fischia Voltarel, riparte l'incontro, lancio in avanti di Lupi, sbagliato. Rimessa Montefalcone, lancio lungo, Lupi anticipa Caruso, col petto Abdala e quindi Renoldi. Rafinha, piatto destro per Renoldi, guadagna una rimessa. Abdala, Caruso, Abdala, Renoldi, Rafinha attaccato da Pizzi, Montefalcone, Renoldi ci arriva, Abdala, ancora per Rafinha, Renoldi, Rafinha, autore dell'1-0, giocata qui di Abdala che va via a Gilbert, possesso prolungato della squadra di Scarpitti, Renoldi, Abdala, si accentra, calcia, Fionchetti ci mette le mani, grande protagonista Fionchetti nel primo tempo con una tripla parata sul 3-0 che ha tenuto a galla la Lazio. Tanto Renoldi, ancora Fionchetti, Caruso, ancora Fionchetti sul primo palo, arriva il fallo intanto poi di Renoldi, primo fallo di questa ripresa. Calcio di punizione quindi per la Lazio. Gilbert, colpo di testa di Rafinha all'indietro, Gilbert all'indietro, Fionchetti spazza via, trova Pizzi che si gira, calcia col destro, Montefalcone attento, ha provato il numero 4, poi lancio di Montefalcone lungo per Renoldi, ci ha provato Pizzi dalla distanza, ancora Gilbert, Lupi, numero 12 in possesso, avanza Gilbert, fermato da Abdala, ultimo tocco dell'argentino del Benevento, rimessa Lazio. Penultima giornata del girone d'andata Serie 2 Elite. Occhio intanto a Lupi, destro deviato, corner. Sabato prossimo giro di boa, tutta in contemporanea alle 15 con Benevento impegnato sul campo del Canicattì, Lazio che invece riceverà l'Academy Pescara. Occhio al destro, palla che resta lì, ancora Gilbert, sbaglia, regala palla ad Abdala. Rafinha vede il movimento di Caruso, mette giù il 18, non serve subito Abdala, torna anche Rafinha, ora Abdala sul fondo. Lotta qui Pizzi che riesce ad eludere l'intervento di Rafinha, ma calcia poi male. Personalità del classe 2007, 18enne contro un giocatore esperto come Rafinha. Lazio fa un grande lavoro nel settore giovanile. Abdala, come d'altronde il Benevento, sbaglia qui Lupi. Abdala tenta la giocata, vince il rimpallo. Rafinha, ancora Renoldi, carica il destro sul fondo.
le proteste della Lazio per il blocco di Abdallah su Pizzi. Lancio di Lupi lungo per il numero 4. Dopo il 3-0 Grassi si è affidato al power play, giocando gli ultimi 7 minuti del primo tempo col 5 contro 4, trovando il 3-1. Al momento non c'è questa intenzione, questo avvio di ripresa. Vediamo più avanti Renoldi, Montefalcone, colpo di testa di Caruso sull'invito di Montefalcone, era un po' complicato, ci ha provato Umberto Caruso. Chance Benevento, rientra dal lago al posto di Lupi. Chilelli perde il duello con Rafinha, rientra anche Salas al posto di Abdallah. Montefalcone, altro lancio sbagliato per Renoldi, dovrebbe essere rimessa laterale, sì, non rimessa dal fondo per la Lazio. Subito battuta, Rafinha in anticipa, spazio il 27, va via Rafinha, serve Renoldi che vede Salas, intercetta dal lago, che riparte da Nardacchione. Chilelli dal lago, bravo ad intercettare il passaggio di Renoldi. Si inserisce Caiche e poi Caruso spazza via. Rimessa per la Lazio, 16:24 da giocare. Caiche sbaglia, Renoldi recupera palla, Caiche intercetta e riparte da Fionchetti, bravo anche ad inizio ripresa. Serve Chilelli, era un po' complicato questo passaggio, Chilelli non riesce ad allargare il gioco dalle parti di Nardacchione. Rimessa laterale per il Benevento. Quinto incontro nella storia tra Benevento e Lazio. 4 i precedenti, 3 vittorie Benevento, 1 Lazio. L'ultima vittoria dai biancoceleste risale all'aprile del 2022, 0-2 qui al Pala Tedeschi, doppietta di Biscossi. Tanto sbaglia qui il passaggio Salas per De Crescenzo. E poi Salas rinviene su dal lago. Palla fuori, Nardacchione si coordina, la palla resta lì, si salva il Benevento, che occasione per la Lazio, prima Nardacchione poi Chilelli, murato sul più bello. Dominguez ha indossato nuovamente la maglia della portiere di movimento, quindi a breve saranno nuovamente 5 contro 4. Nardacchione in buca, Salas legge, ma c'è Chilelli col tacco, si complica un po' la vita, riparte Rafinha. Giocata del 27, c'è Salas a supporto, viene servito. Bella palla per De Crescenzo che ha spazio. Vuole Caruso, passaggio complicato. Non c'è stata alcuna deviazione. Sarà rimessa dal fondo, già battuta da Fionchetti. Riparte la Lazio. Nardacchione. Dal lago. Si complica la vita la Lazio. De Crescenzo. Caruso. Non sbaglia sotto porta. Tripletta per Caruso. Sull'assist di De Crescenzo. Palla sanguinosa persa dalla Lazio. Non si è fatto pregare Caruso, che si porta il pallone a casa e fa 4-1 e rientra Dominguez.
Nuovamente più 3 per la squadra di Scarpitti. Palla che passa, Dominguez, Montefalcone sul primo palo, attento dopo questa bella combinazione. Caiche, Nardacchione, Dominguez pressato dal suo connazionale Salas, fallo il numero 9. Caiche, Chilelli, Nardacchione, palla che passa, Chilelli, Nardacchione cerca Dominguez, palla che si impenna, Chilelli in possesso, Zonta la mette in corner. Chilelli, Nardacchione sul fondo, palla deviata, calcio d'angolo, occasione Lazio con l'Argentino, ancora Nardacchione, intercetta Zonta che apre il destro, la palla gira, Caiche si oppone. Chance prima per Nardacchione, poi per il Benevento con il destro di Zonta. Occhio al destro, il gol di Abdala! Che gol di Gonzalo Abdala! Stop e destro. Palla in buca d'angolo per il 5-1 della Benevento a 13:42 dal termine. Gol numero 12 per Abdala. Caiche, Chilelli, Nardacchione, sterza calcio addosso a Rafinha. Chilelli, Caiche, Chilelli, Rafinha in anticipo su Gilbert. Chilelli, Caiche, Chilelli, scambiano i due, Chilelli calcio addosso ad Abdala, rimessa. Nardacchione, Caiche, Nardacchione, Chilelli, Caiche, Dominguez, Caiche, in buca, Dominguez, palla fuori per Chilelli, 1-2 con Gilbert, poi la sfera torna a Caiche, intercetta Renoldi, la porta è vuota, Abdala salta a Chilelli, fallo del numero 9, poi arriva il destro sul fondo ma il gioco è fermo, cartellino giallo per Chilelli, secondo ammonito del match dopo Nardacchione. Abdala, Zonta,
Giocata qui da Abdallah, rischiosa su Lupi che lo ferma in qualche modo. Rimessa Lazio, rientra Dominguez, eccola girandola dei cambi quando c'è il 5 contro 4 di Grassi. Sia in fase offensiva quella della Lazio, sia difensiva quella del Benevento. 12:15 da giocare, 5-1 Benevento. Ha trovato in questa ripresa le reti di Caruso e Abdallah. Occhio a Nardacchione, murato da Abdallah, palla che resta lì. Caicche saggiamente lascia scorrere, preferisce la rimessa. Chilelli. Nardacchione. Chilelli, ci prova Gilbert, lo aggredisce Rafinha, rimessa a Benevento. Ed entrano De Crescenzo e Rosato, escono Renoldi e Rafinha. Lancio di Abdallah, non trova nessuno, quasi vicino al gong dei 4 secondi. Dominguez, Gilbert, Caicche, si risistema alla Lazio, arretra il Benevento che però non ha gli interpreti classici. C'è fuori soprattutto Rafinha, è rientrato Renoldi al posto di Rosato, difende De Crescenzo. Nardacchione, Chilelli. Nardacchione. Ancora Chilelli, passaggio corto, arriva comunque a Gilbert, sempre il numero 9 in possesso. Dominguez, Nardacchione, Dominguez. Nardacchione fermato, occhio che la porta è vuota, ci prova De Crescenzo, murato da Caicche. Tanto resta a terra il numero 10 della Lazio che si rialza. Claudicante, ma riprende il suo posto e stringe i denti. 10:35 da giocare, eccolo qui Nardacchione, Chilelli. Occhio a questa palla, Montefalcone la fa sua, calcia col destro sul fondo. Chance per il germano Montefalcone. Lancio di Fionchetti, lotta Chilelli con Rafinha e quindi ancora Nardacchione, salta a Zonta. Gilbert, pronto a rientrare Dominguez. 10 minuti al termine, siamo entrati nell'ultimo quarto di gara di questo Benevento Lazio con i giallorossi avanti 5-1. La squadra di Grassi. Chilelli, palla che passa a Abdallah, la palla gira, il gol di Gonzalo Abdallah che fa 6-1, doppietta per il numero 10. A 9:39 dal termine. Ancora 5 contro 4, intercetta Renoldi che riparte, Caicche riesce a fermare l'attacco del numero 11. Gol numero 13 per Abdallah.
rimessa per la Lazio. Chilelli perde palla, Paolini appena entrato, la porta ancora vuota, Rosato, rientra Dominguez ancora tra i pali, sempre Rosato, De Crescenzo 1-2 con Rosato che torna da Abdala. Gli applausi del Palatedeschi con il Benevento che ha dato un segnale dopo un forte segnale dopo la sconfitta con il Pescara. Intanto riavanza Dominguez, la rimessa è della Lazio, 8:50 da giocare. Chilelli, Dominguez, Lupi, palla all'indietro per Dominguez che deve rincorrere, che lascia scorrere e sarà calcio d'angolo. Rientra Fionchetti, Renoldi riparte da Rafinha, Montefalcone, lancio intercettato da Paolini, 1-2 con Chilelli, è il gol del 77 che fa 6-2 a 8 dal termine. Accorcia la Lazio con Sirio Paolini, classe 2008, gol numero 3 in campionato per lui. Rosato, Montefalcone, Salas, Rafinha, lotta De Crescenzo, non c'è fallo, poi Salas lotta con Dallago, lo ferma Salas, fallo di Salas su Dallago. Time out dovrebbe essere per la Lazio, sì. Mancano 7:47, ancora power play per Grassi, c'è sempre Dominguez con la maglia del portiere di movimento. Caiche, giocata su Renoldi in buca per Dominguez, Lupi intercettato, quindi Rafinha, salta Lupi, ancora Rafinha, Renoldi calcia Abdala, questa volta debole, basso, la tiene Caiche. Riparte la Lazio che poco fa ha trovato il 6-2 con la terza rete di Sirio Paolini, classe 2008. 17 anni il 26 dicembre. Tanto ci ha provato Chilelli, in anticipo Caiche su Renoldi, occhio al numero 20 che avanza, ancora Caiche, Lupi, palo! Ancora Lupi, la deviazione di Abdala e poi Zonta spazza in tribuna. Altra chance per la Lazio con Lupi, colpito il palo. Rimessa per il team biancoceleste, 7 minuti 5 secondi.
Dominguez, ancora Lupi, colpisce Abdala, palla sul secondo palo, cosa? Si è divorato Paolini, che occasione per il 77, vicino alla sua doppietta personale. Abdala, attaccato ancora da Paolini, raddoppiato Abdala, passaggio per Rosato, in estirata Lupi con Caiche che alleggerisce per Fionchetti, bravo Caiche che allarga per Lupi, rientra Dominguez, 6:25. Chilelli, Caiche, ancora Chilelli, intercetta Abdala, però regala palla a Fionchetti, il gol anzi di Paolini di tacco, che gol del 77, gran gol di Sirio Paolini che fa doppietta e fa 6-3 a 6 minuti e 8 secondi dal termine. Time out per Scarpitti. E quindi doppietta per il classe 2008. Sirio Paolini. Che gol di tacco. Impatto devastante per il 77. Due reti e poi prima del gol di tacco si è divorato la rete davanti a Montefalcone. Quindi la Lazio accorcia sul -3. Giocata qui di Salas, la palla torna a Caiche. Ovviamente ora il team di Grassi non ha mai mollato neanche sul 6-1 e ora sul 6-3 ci crede. Mancano 6 minuti esatti al termine della gara. Chilelli, in avanti Caiche. Passaggio per Dominguez, ancora, anzi Paolini schierato lui ora come portiere di movimento. Altra occasione per il 77 davanti a Montefalcone. Ha cambiato l'interprete Grassi. Dominguez è tra giocatori di movimento. La maglia, tanto Chilelli, Montefalcone, Dominguez. Chilelli, Caiche. Ancora Chilelli, Caiche. Intercetta Salas. Poi la palla non la prende né Lupi né Zonta. La rimessa è del Benevento secondo Fior. Renoldi, Montefalcone, lancia in avanti. E rientra Paolini. Pressione di Salas, Caiche, Chilelli, 1-2, sempre Caiche, occhio che da solo Paolini. (4:40), 5 contro 4. Ci prova la Lazio, Chilelli ha un po' di spazio, ragiona il numero 9 e Paolini torna da Caiche. Sempre il 20 in versione play, il 5 contro 4 di Grassi. A gestire lui i tempi della Lazio. 1-2 con Lupi. Ancora Caiche, Chilelli in buca, attenzione, la palla passa, Rafinha anticipa Lupi. Chilelli,
Ancora il numero 9. Caiche, Chilelli, Caiche, Chilelli, passaggio lungo, Montefalcone ci riprova, palla sul fondo, chance la seconda per Germano Montefalcone. Chilelli, Lupi, intercetto di Zonta su Chilelli, rimessa Lazio, rientra Paolini, 3:48. Chilelli, 5 contro 4, Dominguez, carica il sinistro, torna sul destro, non calcia e serve Caiche, ancora per Paolini, Caiche, ragiona, Paolini, sempre Caiche, Paolini, uno, due, ancora Chilelli, Dominguez, va via Zonta, Dominguez sull'esterno della rete, Montefalcone va da Renoldi che ha un po' di spazio, cerca e trova Zonta che torna da Renoldi, prima era Abdala, Rafinha, Abdala, Zonta, Rafinha, ancora Renoldi, Rafinha, fa girare palla il Benevento che gioca anche col cronometro, avanti di 3 gol. Renoldi spazza via, rimessa Lazio. Rientra Paolini. (2:31) termine della gara. Occhio a Caiche, alto, ha provato il brasiliano formato classe 98. Renoldi, Salas, Rafinha mette giù con un guizzo, viene rimontato da Dominguez, poi commette fallo. Rafinha con esperienza calma il ritmo, rientra subito Paolini, 2:10, fallo numero 4 per il Benevento. Chilelli, ancora il numero 9, Lupi, fermato da Renoldi, serve Salas, la porta è vuota, il tocco sotto di Salas, Caiche intercetta, Rafinha, Caruso, Montefalcone, Abdala, 1-2 con Rafinha, va via Abdala che rientra sul destro, Salas, calcia Murato, calcio d'angolo Benevento, 1:30. Mancano 90 secondi al termine del match. Montefalcone, lancio lungo, Fionchetti la tiene sull'attacco di Caruso. Pizzi, se la gioca dal lago con Rafinha, la palla resta lì, l'ultimo tocco di Rafinha, rimessa Lazio, rientra Paolini, 1:09 al triplice fischio.
Chirelli, ancora Paolini, la parata di Montefalcone, poi lotta il 77, palla che esce. Salas, 45 secondi al termine. Altra rimessa per la Lazio, rientra Paolini, ultimi 35 secondi. E arriva il gol di Dominguez che buca Montefalcone e fa doppietta, 6-4 a 32 secondi dal termine. E gol numero 12 per Dominguez. Rafinha, Caruso, lotta con Caì che guadagna una rimessa. Montefalcone lascia scorrere. Caì che anticipa Caruso, lotta Lupi con Rafinha, rimessa a Benevento, siamo ormai ai titoli di coda. Montefalcone, piatto in avanti per Caruso, la mette giù, poi calcia. Palla rimessa laterale. Si ferma Kaique Rodriguez, sta per arrivare il gong, finisce qui al Palatedeschi, vince il GGT Mover Benevento 5 che batte 6-4 la Lazio e torna a vincere. La squadra di Scarpitti e campioni d'inverno con un turno d'anticipo. Si interrompe la striscia straordinaria di risultati della Lazio. Al Palatedeschi termina 6-4 per i giallorossi. È tutto dal Palatedeschi, ci rivediamo nel 2026. Ne approfitto per farvi tanti auguri di buone feste.